memoria storica di Porto Tolle è cambiata o Diciamo che è rimasta uguale. cioè, è un fatto positivo o negativo? È un fatto anche positivo, spero che resti sempre così finché avrò vita, perché io amo Porto Tolle in quanto è rimasta quasi uguale ai tempi, insomma, per cui io voglio invecchiare qua, morire qua, non di centrale però. L'unico fatto che mi sconcerta un po' il problema della centrale. Conservatorio. Porto Tolle in questi anni è cresciuta bene, è cresciuta schizofrenica, nel senso che non sono migliorate certe cose, o tutto va bene? No, non è che va, anzi va male. Se non arriviamo a concludere positivamente il discorso centrale, Porto Tolle andrà in regresso terribile, perché la centrale purtroppo e le vongole sono le due industrie che tengono in piedi l'economia di Porto Tolle, perché l'agricoltura è stata svenduta dai governi, cominciando dalla viticoltura. Agricoltore, allora ci dicono che vi stanno trascurando un pochino voi agricoltori. Noi nasà rovinato da cagliato, non trascura. Adesso che trascura. Nel 86 che ne ha rovinato, con l'introduzione della PAC, noi altri piccoli ne ha fatto fuori mais a 20.000 lire e te le butti in te stufe ad fuoco. Dove che va avanti? Secondo te, una volta i raccolti servevano per la gente da mangiare, no? Adesso addirittura li butti in te stufe. A che punto lì cos'è che ti è rimasto te? Dessa la bottega e basta. Perché non funziona niente? Perché non c'è niente che va. E la colpa? Prodi, Berlusconi, tutti, o uno e l'altro per altri è sempre uguale. Oggi io credo che il comune di Porto Tolle, senza l'esistenza dell'impianto Enel, avrebbe notevoli difficoltà a ancora. Onorevole Sgarbi, ferrarese di nascita, cosa rappresenta il detto del Po? È un luogo mitico, soprattutto perché la natura lo domina rispetto all'architettura, alla civiltà, che sono invece i simboli della grandezza di Venezia e anche di Ferrara. Questa è una zona di mezzo dove domina il fiume, dove domina l'acqua, dove domina la laguna e dove scrittori del nostro tempo particolarmente sensibili hanno trovato il loro rifugio spirituale. Grande parco naturale che è un luogo di meditazione, di riflessione, di ritorno alle origini, di ritorno alla natura e quindi di poesia, che è la condizione che io conosco abitando poco lontano di qua i miei genitori, essendo venuto in 1000 occasioni a vedere il Delta come luogo poetico, avendo fatto mostre a Mesola, al castello di Mesola. Cosa che faresti per migliorare anche la promozione di questi posti qua? Perché la gente lo conoscesse di più, venisse più volentieri? Forse una maggior pubblicità, perché non se ne fa abbastanza comunque. Poi, non so, l'importante è sensibilizzare comunque l'opinione pubblica, quello che la gente crede più, cioè una mentalità più ambientale, ecco. Non hanno voluto un po' intensificare e valorizzare quello che abbiamo, cioè l'agricoltura, il turismo e la pesca, l'indotto della pesca, ed è un peccato perché i nostri giovani potevano rimanere qua. Siamo in tempo, però bisogna fare delle scelte, o centrale o valorizzare con delle persone un po' lungimiranti, valorizzare il nostro ambiente. Persone lungimiranti ci sono qua o dovremmo aspettare che vengano da fuori per investire nel Delta? Diciamo che la lungimiranza è una qualità rara un po' a Porto Tolle, perché a differenza degli altri comuni siamo rimasti un po' stabili, diciamo. Sul turismo che risposta state dando voi come amministrazione? Ma lo sforzo che ci stiamo adoperando in questi mesi è veramente notevole, voi per creare infrastrutture e voi anche per dare la promozione al territorio. Siamo usciti dalla settimana scorsa dalla Fiera di Vicenza, sempre molto visitata, molto apprezzata, e il nostro stand è stato uno di quelli più frequentati. E quindi questo credo che sulla scorta anche di quello che è successo l'anno scorso avrà un notevole e consistente ritorno in termini di immagine e di ritorno di presenze che ci sono anche confermate dagli operatori in fatto di prenotazione per queste festività che si stanno avvicinando. Però come mai il 90% del territorio in Veneto e il 90% della promozione è in Emilia? Perché sono stati più bravi gli emiliani, perché o hanno dormito di più i miei, questo non lo so dire. Il detto del presidente è grave. Delta Radio
Cosa nell'R&B Paolo De Grandis è una delle voci più note, numero 1 qua di Delta Radio. Cosa rappresenta la vostra studio? Siamo un'entità importante che ha la sua bella età, infatti sono più di 20 anni, 25 anni. Siamo ascoltati un po' ovunque, siamo i numeri 1 a Rovigo, questo è poco ma sicuro. Osservatorio giovanile, i giovani qua sono attivi? Allora, ti dico che i tempi sono molto cambiati, vuoi l'istruzione, perché una volta sai che a 14 anni, 15 anni si lavorava, adesso invece tutti vanno a scuola, quindi credo che si siano svegliati molto, anche forse a dispetto della nostra generazione sono molto più svegli, li trovo almeno così. Il po' che è venuto a prendere le donne bianche qua a Portotolle, cosa c'hanno le donne qua di Portotolle di più delle altre? Sono più belle, più sì. Basta, sono non lo so. Tu a ruota libera puoi dire quello che vuoi al sindaco di Portotolle. Tu come giovane, cos'è che c'è che non ti piace? Ci sono troppi stranieri. Sì. Cos'è che a te cos'è che creano di problema? Ci portano via il lavoro. Non è che il lavoro non ci sia per nessuno e loro magari non sono la causa. Non so neanche cosa dire. Questa è una cosa che a te non piace. Lui ti piace? Sì. Ciao. Qua in 2-3 ci hanno detto che ci sono troppi extracomunitari. Tu capti che c'è un po' di attrito o se no la gente è tranquilla? No, per me io gente tranquillo. Sono tranquilli, non c'è niente, non sono dei problemi. Mi vuoi dire, vuoi comprare il tappeto? Dai, dimmelo, dai, mi piace troppo, dai. Allora prendi a te. Dai, vuoi comprare il tappeto? Sì. 60 euro. Pensionato Doc, come va? Mina tanto. Nel senso? Perché? Da pochi soldi. E molti anni che sono in pensione. Da 26 anni. Ma qua a Portotolle, per voi pensionati, hanno un occhio di riguardo o proprio vi trattano male? Ti tratta male. E quindi 26 anni e sono andato con quelli e pochi adesso, a dire. Io non ho con chi euro che io butta fuori un po' il doppio. Bella signora, come va? Bene. Nel senso? Cerca con male, casa mi soglia. Però se con tutti questi problemi che ha, se ci avesse una pensioncina da 3-4 mila euro al mese, stare meglio, ancora parlare con quei cavuria che hai bisogno invece niente, hai pochi soldi caro, hai 600 euro al mese, tutto da pagare, tutte robe che hai in giro, basta perché vatti si tirando. Pensionato, allora come va? Vabbè, ma non viene da dire, perché il comune è a posto. Siamo a posto. No, io so Io so qualcosa che non ti va bene, te dimmi. No, dimmi. 30 anni di meno. Vabbè, quella grazie. Sì, è vero, che ragione si dice. Mattina cattina ne trovo di giro. Cioè lui ha fatto un modo che non posso far vedere. No, ma so. Il problema più grosso è quello lì. Conosco questo qua, sai. Sì, sentiamo di tutto, caro. Il pensionato rimpiange fondamentalmente quella roba che ha detto lui? Come te l'hai fuori? Non fa morire.